All'Argonauta, mi vedete sorridere perché io mi diverto tantissimo, non solo a viaggiare insieme ai miei ospiti ma anche entrare nelle vostre case, e quest'oggi faremo un viaggio davvero particolare, andremo in un'isola, vi dico solo questo, chissà quale isola sarà, insomma un'isola della nostra bella Italia, insieme ad un bravissimo attore e regista molto legato alla sua terra, e lo capirete tra pochissimo dopo due parole che dirà, insieme a Jonathan Valenti. Eccoci qua. Ciao, grazie per l'invito, un saluto a te e a tutti i telespettatori che ci ascoltano. Ecco, ho detto due parole perché già sentite il tono e come dice le parole con questa cadenza siciliana che se la porta come un tatuaggio sulla pelle, dico sempre io, ed è la sua fierezza, ma è giusto così, perché comunque le nostre tradizioni, le nostre radici sono la nostra colonna portante, qualunque cosa succede bisogna portarsela avanti. E infatti, allora dove ci porti a conoscere? Io non sono mai stata in Sicilia. È vergognosa questa cosa, lo so, ma prometto che ci verrò. Ormai è matematico. Dove ci porti? Ormai è matematico. Dove ci porti? Nella meravigliosa Messina, o meglio Santa Teresa di Riva e Furci. Oh, raccontaci un po', cos'ha di così... alcune delle cose, perché raccontarla tutta, insomma, ci vorrebbe più alcune delle cose che ci potrebbero affascinare, no? E potrebbero spingere i nostri telespettatori a voler venire a conoscere Messina, non solo. E allora, parlo di Santa Teresa di Riva, che è una frazione vicino a Messina. È una città intanto spettacolare, dove invito tutti a venirla a visitare. Un mare splendido, un'isola meravigliosa, molto accogliente e tante pietanze da scoprire. Un piccolo paesino, ti devo dire, un piccolo paesino, ma da quando sono passato da là, sono passato per curiosità con la mia famiglia mentre andavo a Messina, vedendo sto paesetto piccolino, molto grazioso. C'erano tante sculture che rappresentavano la città, ogni scultura c'era una rappresentazione del paese. C'è una cosa particolare, e allora mi sono anche ispirato lì in qualcosa. Vedendo sto paesino dico, qui devo fare qualcosa, devo mettere in risalto sto paese perché merita. Non è perché in Sicilia abbiamo tanti bei posti, però Santa Teresa non è stato scelto quasi da nessuno, e allora lì ho pensato di fare un film di Natale, proprio il film di Natale, Natale in Sicilia. Infatti all'arrivo di Alvaro Vitali, Stefania e gli altri, Maria, loro sono rimasti sconvolti, si sono messi con i telefonini a farsi selfie, contro selfie, video, e da lì per cacciarli ho dovuto rincorrere dietro. Chiamare tutta la popolazione e dire via. Via, brava. Quindi un paese bello, bello da scoprire veramente, bello, ci sono, non parlo solo di location, ma qui c'è il mare e qua c'è la casa, qui c'è il mare e qui c'è la casa, cioè il paese è tutto situato così, in questa maniera. Ecco, sto vedendo anche delle immagini, come puoi vedere, la spiaggia, il mare e la casa, e poi il mare azzurro, c'è un mare, cioè ragazzi, noi cerchiamo le isole, abbiamo veramente il bene di Dio, ce l'abbiamo qui in Italia, in Sicilia, ma che fa parte dell'Italia. Quindi i colori di questo mare, ma questa città, cioè questo paesino, ci sei arrivato per caso, quindi? Sì. O lo conoscevi già? No, ci così? sono passato per caso per andare proprio, era la strada per andare su Messina, perché dovevo andare al cinema. Sono passato perché da regista tu piano piano ti cerchi di ispezionare un po' i posti, no? E ti dico di più, quando ho detto voglio girare il film di Natale, qua mi prendevano in giro. Cioè tu vai a girare un film di Natale con gli attori così e li porti qua. Secondo me loro sottovalutano il proprio posto, il proprio paese. E gli abitanti, no, di questo paesino non hanno fatto, cioè, da cornice un po' questo film? Ha voglia.
appena sono arrivati Ma sono tutti. attori nati, secondo me, alcuni, perché certi personaggi hanno una personalità, perdonami il gioco di parole, così forte che già dalla nascita non serve. La scuola serve sempre, perché Certo. comunque uno deve sempre. Però per alcuni spunti, per alcune comparse, più di una comparsa, forse qualcuno già c'è di per sé. Sì, la spontaneità deve essere già all'inizio, deve essere già, come dico io, devi averlo sul DNA. Se ce l'hai nel DNA puoi andare avanti, se non l'hai nel DNA puoi fare tutti gli studi di questo mondo ma non puoi arrivare da nessuna E nei parte. piccoli paesini secondo me si esalta questa cosa, perché proprio vivono. Bravo. È piccolo il paese, È piccolo e ma si è talmente mormora. forte. E si mormora. Tant'è vero che quando noi eravamo lì siamo stati contattati da tante testate giornalistiche, chi voleva fare il primo scoop, il secondo scoop. Pensate. Non contenti, appena fatto uno scoop ne volevano un altro, quindi è stato bello e piacevole. La mia famiglia sono rimasti pure felici, i miei bambini, i miei figli ci hanno visto un posto meraviglioso e ci tornerò il prossimo anno anche in vacanza. Senti, ma come se la passa in un viaggio la moglie di un regista? Perché mi viene da pensare come la moglie di uno chef, che poverina quando va al ristorante, cioè si deve sentire tutta la sfilza di cose che riguardano i piatti. Tua moglie si sentirà: aspetta un attimo, fermiamoci qua, forse questo, no, però questo. Poi ti vede assente, dice: ma questo, la notte non dormi. È una santa donna, permettimi di dirlo, salutiamola, perché non deve essere molto hai facile. ragione. E ti dico, ti rispondo, è la stessa cosa quando un marito va con una donna a fare shopping. Quindi il marito sta a guardare e la donna comincia a scegliere. Guarda, se pensa a mio marito quando vado a fare shopping, la vedo male tua moglie, perché veramente lo vedo che dice: ora quanto manca alla fine di Bravo. tutto ciò? Allora si abitua, diciamo che si abitua, poi gli piace girare. Diciamo che sono i bambini un po' si annoiano perché? Se non li io- metti a fare gli attori, però. Brava, se li metto a fare gli attori sono tranquilli. No, peraltro se loro scendono dalla macchina e allora si fanno il bagno, e allora sono a posto. Sì. Ma se guardo, papi, ma solo a guardare stai, devi scrivere sempre che guardi. Naturalmente vogliono anche toccare con mano. Che ricordo hai del tuo primo magari provino o del primo lavoro che hai fatto? Perché comunque tu da attore regista ci sei arrivato dopo. Che ricordi hai e come ti vedi adesso? Cioè, torneresti a fare quello che hai fatto prima o continueresti a fare solo l'attore? So che è una domanda un po' particolare, No, non è particolare, è una domanda azzeccata. Hai fatto una domanda bella veramente. E ti faccio i miei complimenti. Meno male, spero anche nella risposta, così ti faccio anche i miei complimenti. Ok, ci provo. Vabbè, li faccio a prescindere comunque. Già la domanda mia è un po' arzigogolate. Allora, diciamo che sono partito da showman, presentatore televisivo e opinionista. Da passare da showman, presentatore alla regia è tutt'altra cosa. Non c'è niente. Fu la Quindi notte ispiratrice o qualche altra cosa? Perché è un volo. è un volo, però sempre nell'ambito dello spettacolo. Sì, però è ok? un taglio diverso, no? Sì, Comunque. diverso perché mi sono innamorato man mano, tra virgolette, degli attori che venivano ospiti. Loro parlavano e io mi innamoravo di quello che dicevano. Ecco, mi sono innamorato di questo. Però il mio primo ricordo, o meglio, sono stato incoronato, chiamato da Paolo Bonolis a Ciao Darwin a rappresentare il mondo televisivo, il mondo VIP. Quindi quello per me è stato un incoronamento a tutto il mio duro lavoro. Quindi stare lì assieme Paola Perego, Cecchi Pavone, Antonio Zechila, Uomo Gatto e tanti altri a rappresentare il mondo televisivo, 50 personaggi, credo che sia un sogno. E poi in secondo tempo essere stato chiamato da Striscia la Notizia come ospite per i 30 anni da Ficarra e Picone, quindi al primo posto. Beh, non li avevamo citati, ma anche loro. Siciliani, Capito? sempre lì siamo. Quindi quello, diciamo, è stato il mio primo ricordo, perché come tu sai, che fai questo lavoro, ce ne sono tante montagne da scalare, no? Quindi appena sono arrivate queste chiamate, guardando al cielo dico: grazie a Dio, ci sono riuscito. Cioè, mi hai fatto prendere, ti giuro, ho detto, allora, in coronazione già mi immaginavo tu, cioè, tipo il re Jonathan. Poi l'ha chiamato, ho detto, ora svelerà che tutto ciò che mi ha raccontato non è così.
e che siamo al Vaticano, non so, è diventato Don Jonathan, però tutto va bene, infatti, capito, dai registi. Questo arnese, come lo chiamo io, questa piccola macchinetta, grande, grossa, piccola, perché ormai ce ne sono di tutte le forme, cosa ha di magico? Perché per me, ad esempio, ha la magia di potermi non solo esprimere e comunicare qualcosa, che è un gran privilegio, ma anche di contrastare l'emotività che durante il giorno magari uno può avere. Quindi è terapeutica anche. Io non so per te cos'è questo arnese, come lo chiamo io, questa telecamera. La macchina da presa, guarda che è tutt'altra cosa. Se noi parliamo di show televisivo, io ora posso guardare la telecamera e guardo il pubblico che mi guarda da casa. A livello... Aspetta, guardalo, continua a guardarlo, voi continuate a guardarci, tanto ci sono solo pochi minuti di pubblicità e noi saremo sempre qua e la rima la dovevo fa e non si dice fare. A tra poco. Eccoci qua dopo la pubblicità, siamo sempre qua con il bravissimo regista, attore, showman. Io vado a ritroso, cioè vado da quello che è ora a quello che è stato prima, a quello che sarà, ma insomma Jonathan Valenti. Allora, siamo rimasti a cos'ha di particolare questo arnese, poverino, questa telecamera che però nel cinema è macchina da presa. Quindi che differenza c'è e cosa rappresenta per te? Che fascino ha? Rappresenta una cosa importante perché giorno dopo giorno ce l'hai sempre vicino, la studi e la devi saper manovrare, ecco. È come se tu hai una bella macchina e non la sai guidare, quindi la bella macchina la devi saper pilotare. Stavo dicendo poc'anzi, prima della pubblicità, che televisivamente, tipo io ora posso guardare la telecamera, posso salutare il pubblico, posso guardare te, a livello cinematografico non si può fare. Quindi devo guardare l'attore, l'attrice, la telecamera non esiste, quindi è una cosa contraddittoria tra uno e l'altro, è una cosa proprio opposta, un lavoro opposto. Quale preferisci? Cioè mi fai una domanda, una più bella dell'altra. Io amo lo spettacolo, io amo il cinema e amo anche la televisione, non posso rinnegare una cosa che mi ha dato, diciamo, il via alla mia persona, alla mia popolarità, tra virgolette. Devo per forza scegliere? No, vabbè, dai. Ti concedo di poterle amare tutte e due. Va bene? Li amo tutte e due. Allora, tornando a Messina, cosa si mangia di buono quando si va in Sicilia? Perché sono una gran golosona. Cosa ci consigli di prendere? Perché tante volte si va in un posto, si assaggia una cosa che magari si trova ovunque e non si assaggiano le cose specifiche. O comunque in Sicilia in generale. Allora, a Messina, di buono, quando tu arrivi a Messina non puoi naturalmente non assaggiare la granita. La granita è proprio particolare, fatta in un modo particolare, fatta proprio all'antica, non come oggi che si fa solo il sorbetto, tra virgolette, ecco. Chi conosce il sorbetto, ma tu proprio assapori veramente i gusti della granita. E poi ti posso solamente dire la verità che quando noi finiamo le riprese, andiamo a mangiare, c'è solo pesce fresco. Ecco, che cosa cambia tra un paesino e una città? Messina è un paese di mare, quindi lì il pesce lo trovi fresco. Addirittura quello che con la mia famiglia, mentre andavamo al cinema, tu camminavi per la strada a lungomare e trovavi persone ambulanti ovunque che vendevano il polipo, ma vivo, cioè fresco, pescato, messo sulla bancarella pronto per vendere. Non parlo di grandi bancarelle, parlo ognuno la propria bancarella e tu potevi trovare di tutto. E io veramente il pesce fresco l'ho mangiato a Messina. Quando invece vai fuori, sei uno che gli piace assaggiare un po' di tutto, o la tradizione italiana, il cibo italiano è quello e non si tocca? Io quello che piace a me personalmente è il dolce. Io quando vado a Roma, che a Roma il dolce è meraviglioso, ci sono posti che il dolce
la prima cosa che cerco di assaggiare è il dolce, infatti vengo anche criticato per questo. Cioè tu sei qua e pensi al dolce, devi mangiare prima questo, ma io voglio prima dolce. A me piace il dolce e poi piano piano voglio andare nelle tradizioni. Tipo in Sicilia c'è una lotta tra catanesi e palermitani. Come no? Tra Ce l'avevo pure a casa io. o arancina, che sono gli arancini. Che cos'è allora? Chi è che c'ha ragione? Tutte e due? Tutte e due hanno ragione. Guarda là. Mai contraddire. Un palermitano e un catanese. Perché c'è sta disputa? Ma è a livello calcini? Non lo so. È una... Va a sapere. Non lo so nemmeno io sinceramente. Rimarrà un mistero tutto ciò. Un mistero per tutta la vita. In ogni lavoro, tante volte abbiamo sempre, che può essere un familiare, un maestro, abbiamo un mentore, no? C'è una frase... Io ho sempre avuto mia madre che comunque mi ha sempre consigliato di fare anche cose diverse dalla famiglia, ma seguire le mie passioni. Tu hai mai avuto qualcuno o che ti ha ispirato o che magari ti ha detto quella frase in quel momento che per te era essenziale e ti ha dato il là per poter decidere e fare anche scelte magari difficili, Io ti ringrazio di questa domanda che mi hai fatto, perché non è una domanda che mi fanno tutti. È la prima volta che la sento e speravo che me la facessero. E ti ringrazio. Io diciamo che ho dei genitori meravigliosi, però quello che soprattutto miro a mio padre, no? Cerco di prendere esempio da mio padre, una persona distinta, è una persona che soprattutto la prima cosa che per lui conta è l'onestà, essere disponibile per gli altri, e per lui questa è una cosa importante. Io questa è la prima cosa che ho preso da lui, l'ospitalità, l'onestà. Io cerco di essere come è stato lui nella vita, magari nel mio modo non sarò come lui, però mi ispiro a lui, perché nella vita lui è una persona che si fa volere bene, proprio lo stimano, un po' lo sono pure io, però cerco di ispirarmi a lui personalmente. Posso aggiungere forse anche generosità, perché comunque in questo mestiere ci deve essere, no? Dare la possibilità, come ho percepito, dai tu anche a persone o ad attori che magari sono stati anche la storia però forse dimenticati, o anche a giovani persone, giovani attori a cui qualcun altro magari non dà modo, vuoi perché non sono così conosciuti, ma che tu dai una possibilità, perché dare una possibilità è un atto veramente grande di generosità che poi ritorna, penso, no? Sì, hai detto bene, perché io credo che, come hai detto tu, un attore dimenticato, io credo che all'apice arriviamo tutti, ma l'apice dura sempre, c'è una data di inizio e una data di scadenza. Non si deve mai scordare uno da dove è iniziato, da dove sei partito, perché se noi ci facciamo un mea culpa siamo partiti tutti da zero. I migliori VIP, i migliori personaggi, tutti siamo partiti da zero e tutti abbiamo avuto la possibilità di avere un aiuto da qualcuno. Ecco, questo io credo e voglio ricordarlo a tutti, ai miei collaboratori, che bisogna sempre dare la possibilità a qualcun altro e non dimenticarsi mai nessuno. Questo è importante. Se tu non avessi fatto lo showman, l'attore, il regista, tutti, magari sono solo sogni, però i sogni sono tantissimi di tutti noi, avresti voluto fare qualche altra cosa? O tu hai trovato la tua strada e questo è, perché, che ne so? Questo è il mio mondo, questa è la mia vita. Perché io ho fatto solamente, come ti dicevo nell'altra puntata, sono partito da showman, prima ho iniziato a fare l'animatore, quindi sempre avendo il contatto con la gente. Quindi secondo me se ce l'hai nel DNA, e lo vedo in te, che sei bravissima, e lo fai... Ci provo. Sei brava, sei brava. E lo fai con amore, il lavoro, i minuti passano. E così è la stessa cosa dello showman, la stessa cosa del regista. Poi a maggior ragione se lo fai per lavoro, quindi ti piace. Se tu devi fare 6 ore di lavoro, ne fai 20, dici, ma perché ne fai 20? Perché ti piace, se no faresti 6 ore e te ne andresti a casa. Non ti Quindi pesa. non penso che ci sia una sostituzione a questo che faccio io oggi. Non lo so, non mi ritrovo in nessun altro lavoro. So già la risposta, o meglio, non ho questa presunzione. Non me la fare allora. Ma forse sì, avendoti ascoltato. Però io ci provo a fare questa domanda. Se fossi chiamato da un regista americano
e da un bravissimo regista italiano. Ti parlo dell'apice dell'apice, dove tu potresti fare ancora di più la svolta della tua vita. Cosa sceglieresti? So che è difficile, però se non vuoi non rispondermi, No, non lo so. rispondo, sono già stato chiamato fuori e non ho accettato solamente perché, per un motivo. Perché tutto quello che ho creato io ora, l'ho creato con le mie forze, con le mie forze. Non mi va di essere sotto qualcun altro, perché se tu devi andare, naturalmente chiamato da qualcuno che è più grande di te, a sottostare, significa che ritorni a fare la gavetta. E oggi non me la sento più di farlo. Oggi mi trovo bene con me stesso, mi trovo bene, perché a volte accontentarsi fa bene. Giusto. E se invece un regista internazionale volesse girare un film nella tua meravigliosa Sicilia ed esaltarne ancora di più, questo potrebbe essere un lasciapassare per lui? Sì, sì. Quindi l'unico prerogativo è questo. Io sarei felice, sarei contento, anzi mi metterei a disposizione, come mi sono già messo a disposizione per la RAI e altre produzioni. Anche per me che sei venuto, no? Quindi voglio dire grazie mille. Grazie. E quindi niente, io ve lo dico, se volete Jonathan Valenti in qualunque sua forma, la Sicilia viene con lui, quindi è un pezzo di lui, che non la sua famiglia con lui, che non abbandonerò mai. Grazie mille Jonathan, io ho voluto fare un po' di domande, forse a volte non sono così da risposta facile, però so che potevo farlo con te, volevo far uscire ciò che comunque un regista, perché tante volte pensiamo che sia solo dietro, è vero che carpisce tante cose, ma non conosciamo mai la persona che poi fa quel film, attraverso le sue emozioni, le immagini sì, però io volevo far uscire il cuore e non solo la testa, quindi tutte e due le cose tue, e spero di esserci riuscita al massimo. Ci sei riuscita, perché la cosa bella è che non era niente di preparato, lo dico in live, niente di preparato, e hai fatto domande, non so da dove le hai prese, ma sono quelli che avevo nel cuore, e mi sono sentito veramente a casa mia. Grazie e ti ringrazio mille. tanto. Grazie a te, un bacione grandissimo alla Sicilia, vi prometto che verrò in qualunque luogo, anche nel paesino più sperduto, che non vuol dire che non sia importante, anzi quelli meno conosciuti forse hanno una ricchezza ancora maggiore. Grazie mille a Jonathan, grazie mille a voi, continuate a seguirci, continuate a volare, a viaggiare, e volate magari in Sicilia oggi, che ne so, organizzatevi un viaggetto così. Alla prossima con l'Argonauta.